Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Euro Truck Simulator 2. Quest'oggi ci troviamo in compagnia del nostro Edward Van Helgen in tenuta da operaio specializzato, pronti a lanciarci all'interno di una nuova sfida sull'asfalto. Vediamo un po', la Van Helgen Transport è riuscita ad espandersi in questi ultimi giorni, vedete un po', ci ritroviamo a 19.404 euro con l'acquisto di un nuovo camioncino, quindi un nuovo mezzo per lo sfruttamento delle merci all'interno della nostra azienda. Diamo immediatamente un'occhiata all'interno della sezione gestione aziendale al nostro nuovo mezzo di trasporto. Il camion è un Valiant F16H con 750 cavalli sotto il cofano, corrispondente a 551 kW. L'ho preso appunto da poco, ho solo effettuato qualche viaggetto che mi ha permesso di effettuare un rodaggio abbastanza evoluto con ben 3000 km, quindi sotto il cofano. Per quanto riguarda il prezzo, sono riuscito a prenderlo a circa 160.000 euro con tutti gli accessori che adesso andremo ad evidenziare. Benissimo, per quanto riguarda il viaggio che quest'oggi andremo ad affrontare, vediamo un po' se riusciamo a guadagnare altri punti esperienza per completare la nostra sezione abilità, che quest'oggi, come potete vedere, si incentra maggiormente sulle consegne puntuali, ma sono riuscito anche a modificare la sezione ADR, ovvero delle competenze di trasporto di merci pericolose. Vediamo quest'oggi cosa è disponibile nella nostra sezione offerte di lavoro. Come potete vedere è stato sbloccato il lavoro autonomo, ovvero la sezione disponibile nel momento in cui lavoriamo in proprio, ovvero abbiamo disponibile il nostro camion e abbiamo la possibilità di trasportare merci per conto di qualche azienda. Come potete vedere ci ritroviamo nel nord Inghilterra, sono riuscito ad attraversare la manica proprio per vedere un po' come affrontare questo viaggio verso l'Europa da un'altra prospettiva. Vediamo un po' nella cittadina di Carlisle che cosa è disponibile verso l'Europa, ovvero magari verso la Germania e il Belgio. Diamo un'occhiata. Allora, diamo un occhio, abbiamo disponibile l'autocisterna sempre in territorio inglese, diamo un'occhiata a pianali ribassati da Carlisle a Liège, ovvero in Belgio, al prezzo di 16.500 euro, una consegna, un carico soprattutto eccezionale, una consegna urgente, quindi abbiamo anche il limite della consegna puntuale dove dobbiamo fare un contatto con il tempo in modo tale da raggiungere il nostro obiettivo. Allora, è un viaggio abbastanza lungo, 910 km con circa 24 ore di viaggio, potrebbe essere abbastanza interessante. Vediamo un po' di lanciarci all'interno di questa nuova sfida e vedere un po' come trattare questo nuovo carico. Allora, vediamo un po', eccoci qui finalmente, probabilmente siamo nella nostra cittadina di Liège, vediamo un po', forse immediatamente alla Pop Speed, ecco, perfetto, dove abbiamo la possibilità di caricare il nostro carico, diamo un'occhiata, eccolo qua, pianali ribassati, selezionato già col GPS, possiamo accettare il nostro lavoro. Il tuo semirimorchio è pronto, procedi all'area di carico, l'area di carico deve essere nella parte retrostante dell'edificio. Accendiamo il motore, ecco qua, potete vedere il nostro bel Valiant, un ottimo motore 750 cavalli, deve essere una bestia, adesso lo proveremo immediatamente. Allora, il rimorchio deve essere nella parte finale dell'edificio, vediamo un po' se lo ritroviamo da queste parti. Ok, vediamo un po', deve essere qui intorno, vediamo un po' se è ecco qua il semirimorchio. Sono dei pianali ribassati, un oggetto, un trasporto eccezionale, quindi dobbiamo stare molto attenti al danneggiamento per evitare eventuali perdite di compensi. Attenzione, olè, non sono mai stato bravo nei parcheggi, vediamo un po' se riusciamo ad agganciarci bene oppure iniziare a rovinare il nostro bel camioncino. Calma, calma, eccoci qua, dai che ci agganciamo. Lo sapevo! Maledizione! Abbiamo spento addirittura il camion. Agganciamoci, perfetto, semirimorchio agganciato, diamo un'occhiata, danno 1%, abbiamo distrutto probabilmente l'alettone posteriore. Andiamo in avanti, olè, perfetto, è agganciato, vediamo un po' dove dobbiamo andare, probabilmente dobbiamo arrivare al porto più vicino, perfetto, attenzione che qui leggiamo un po' i cartelli, 6 metri, ce la facciamo, 4 metri e mezzo, non riesco a vedere bene, perfetto, ce la facciamo, calma, calma, attenzione, non voglio buttare 160.000 euro spesi e sudati interamente da me, attenzione, oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta uscire. Perfetto, vi ricordo che siamo in ambiente inglese, oh mio Dio, dobbiamo tenere la sinistra, quindi stiamo molto attenti. La prima volta che sono entrato in Inghilterra ho fatto un incidente frontale, meno male che mi ritrovavo con un camion di una società, proprio ho distrutto una macchina perché mi ero dimenticato appunto della regola fondamentale di queste strade. Attenzione che qui le rotonde mi confondono un pochettino perché sono diverse da quelle nell'ambiente europeo. Bene, partiamo immediatamente con il pieno ragazzi, potete vedere che abbiamo appena rabboccato con circa 695
9 litri nel serbatoio, indicati principalmente dal nostro cruscotto. Potete vedere l'icona adeguata. Attenzione, già un bel semaforino, c'è una bella macchinina con ambito di sfida, vediamo un po' che cosa vuole fare. Abbiamo 750 cavalli adesso sotto il cofano, amico mio. Vuoi giocare? Ma già scappa, cioè io volevo proporti una sfida e già se n'è andato. Ok, vediamo di passarlo immediatamente. Oh mio Dio, attenzione, tante macchine di dietro, forza che ce la facciamo, ottimo. Proviamo un passaggio. Questo cambio è davvero molto più come possiamo dire, prestazionale in accelerazione, perché visto che la velocità è stata limitata, come possiamo dire, a 90 km/h dal limitatore di velocità, proviamo un passaggio, eccoci qui, è molto più scattante in accelerazione dei rispettivi camion che ho utilizzato nei video precedenti. Bene, allora diamo un'occhiata alla mappa in una scala un pochino più elevata, in modo tale da capire dove ci ritroviamo. Ok, intanto utilizziamo la nostra freccia. Allora dobbiamo andare a Newcastle verso Liverpool, probabilmente ci sarà il porto in quelle circostanze. Andiamo, attenzione, perfetto. Allora, vediamo un po' nella nostra mappa dove dobbiamo dirigerci. Ok, Newcastle è a circa 150 km dalla nostra posizione. Intanto manteniamo la velocità di 50 km/h, visto che non abbiamo molta fretta. Diamo un'occhiata alle condizioni lavorative. Abbiamo 41 ore di tempo rimanenti per arrivare, con le 22 stimate per l'arrivo all'interno della nostra cittadina. Quindi più che bene, siamo messi in ottimo orario. Allora, vediamo di procedere. Alla nostra sinistra dobbiamo imboccare probabilmente l'autostrada più vicina. Attenzione che qua anche alle 23:40, ovvero alle 11 di sera, ritroviamo un ottimo traffico, molto fluido. Attenzione, fatemi passare, dannati. Devo ricordarmi di mantenere la sinistra. Ok, perfetto. Addirittura guardate un po', riusciamo a partire con la nona marcia. È un camion molto prestazionale, guardate un po'. Ok, vediamo un po' all'interno del nostro cruscotto. Possiamo fare con il carburante disponibile ben 1399 km, quindi riusciremo ad arrivare in Belgio in completa tranquillità. Quindi per quanto riguarda il fattore carburante possiamo rimanere un pochino tranquilli. Ho notato che è importante, soprattutto quando si scelgono camion di queste cilindrate, camion così prestazionali, potenziare nella sezione abilità, guardate un po', nella sezione abilità la sezione guida economica, che permetterà di risparmiare gasolio con il semirimorchio e con la motrice, in modo tale da limitare il consumo di carburante, che sicuramente nel momento in cui andremo ad acquistare numerevoli camion per la nostra agenzia, le spese del carburante peseranno solo ed esclusivamente sulle nostre spalle. Quindi potenziare anche questa sezione potrebbe essere addirittura molto interessante per risparmiare magari qualche soldino. Adesso siamo a 20.000 euro, non credo che riuscirò ad acquistare il prossimo camion con la stessa cilindrata di questo, visto che è costato circa 150.000 euro appunto, ma magari con una cilindrata inferiore che mi permetta di affidarlo a un autista per aumentare il prestigio della mia azienda. Attenzione, si tenta un passaggio all'esterno, vediamo un po', un'auto ci confronta, oddio, stavo per effettuare un bell'incidente, vediamo, tentiamo un rischio, attenzione, oh mio Dio, sono molto più spericolato del solito quest'oggi. Forse siamo in tema Formula 1 con questi 750 cavalli sotto il cofano, si tenta, oddio, attenzione, oh mamma mia, guardate che bel ponticello, questo dislivello mi stava per far finire fuori, attenzione, fuori strada. Meno male che siamo riusciti ad attraversarlo in completa calma. Questa strada che ci conduce a Newcastle è un pochino tortuosa, vedete un po', è una strada un pochino collinare con tutti questi tornanti, che potrebbe essere un pochino fastidiosa, però io cercherò sempre un sorpasso, magari invadendo l'altra corsia. Vediamo un po', è che non sono abituato a mettere la freccia a destra per sorpassare. Vediamo un po', calma, attenzione. Devo ricordare di accendere gli abbaglianti in modo tale da vedere un pochino di più. Speriamo di non beccare temporale, in modo tale da rendere l'asfalto sempre più aderente possibile. Vediamo un po' da questa parte, a sinistra non possiamo passare, altrimenti ci mettiamo davvero a fare rally. Ok, attenzione, oh, la strada sembra libera, facciamo scaldare i nostri 12 cilindri. Aia, sta arrivando qualcuno, non piantiamogli gli abbaglianti in faccia, altrimenti rischiamo di farlo finire dall'altra parte del burrone. Attenzione, oh, si sta avvicinando qualcuno, mannaggia, mi devo tenere questo camioncione svizzero davanti a me per tutto il viaggio. Già ci sono 868 km disponibili. Andiamo, si prende la scia del camioncino, mamma mia. 10ª marcia di allungo, il motore inizia ad evolversi, eccoci qua, 80 km/h, mamma mia, vedete un po' in quanto si riesce a raggiungere il tutto. Adesso si prova anche un altro passaggio, perfetto, adesso abbiamo via libera, lasciamo perdere l'ambiente cittadino, finalmente 00:30, wow, vediamo un po' l'integrità mentale del nostro pilota, vediamo 7 ore e 6 alla prossima sosta di riposo.
ho effettuato un piccolo sonnellino in un motel locale, quindi possiamo considerarci riposati. Benissimo, attenzione, qui ci sono alcune aree di sosta, potete ben vedere l'area di rifornimento, ma soprattutto l'area di riposo per il nostro camionista, indicata dal puntino azzurro. Bene, attenzione, un altro camioncone davanti a noi. Questo lo dobbiamo passare, attenzione. Vediamo se possiamo farcela. Avanti, 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 avanti. Oddio, oddio, non ce la facciamo. Cioè che ci sono lavori in corso, qui davanti a noi c'è una ruspa. Meno male questo camion davvero eviteremo con questo camion di effettuare molti stupidi incidenti che nei vecchi gameplay facevo proprio per la potenza limitata. Mi ritrovavo con un camion di 320 500 cavalli, adesso questo è proprio un abisso, e credo forse che sia il camion più potente dell'intero Eurotrack. Non ho trovato nessun altro camion con la stessa potenza, quindi posso considerarlo un ottimo acquisto. Allora, vediamo un po' le indicazioni. Edimburgo alla nostra sinistra, perfetto, dobbiamo andare verso il mare, quindi dobbiamo procedere sfruttando la A1, bene, con calma. Ancora non sono riuscito a vedere però i nostri pianali ribassati dall'esterno, dannazione, forse ci siamo fermati, non sono riuscito a mettere una marcia di trazione, adesso ce la facciamo, ottimo, avanti, avanti, sblocchiamoci, perfetto, vediamo di intraprendere questa bella autostrada con circa 100 km di viaggio prima del nostro arrivo al porto di... non ricordo precisamente che città sia, forse di Edimburgo, vedremo più avanti nel momento in cui arriveremo. Intanto diamo un'occhiata alle mail se ci sono arrivati messaggi, ma a quanto pare no. Vi ricordo che gli unici messaggi che arrivano di solito sono quelli della banca, che infatti invitano i clienti a ottenere un prestito, però ho acquistato il mio camion con le mie sole forze, forse è stato anche questo un motivo perché non ho fatto gameplay di Eurotrack Simulator per diverso tempo, perché volevo proprio farvi vedere l'integrità di questo nuovo camion e quindi effettuare un viaggio proprio per la mia azienda in completa solitudine e autonomia. Ok, dobbiamo intraprendere questa bella salita, attenzione che siamo molto veloci, 80 km/h con un camion, con un trasporto eccezionale, non è molto solito vederlo. Vediamo un po' Newcastle, imbarchi per auto e camion, perfetto, vedete il cartello alla nostra sinistra, vediamo di procedere. Oddio, no, teniamo la sinistra, maledizione, me lo dimentico sempre. Ok, vediamo un po' quanto carburante abbiamo consumato, mamma mia, abbiamo speso carburante per 300 km, vedete un po' questo camion beve, ma beve davvero troppo, dannazione. Diamo un'occhiata alla consistenza del nostro danno. Ho notato che andando avanti sempre, come dire, in giro a spasso per l'Europa, il camion inizierà ad accumulare un danno, anche se non dovuto a collisioni con altri autoveicoli, soprattutto dovuti all'usura dei pneumatici e all'integrità strutturale del motore, che vanno riparati, quindi effettuare una manutenzione ogni tot di chilometri non sarebbe male, ed è certo una sorta di confronto con la realtà che mi piace davvero tanto. Un fattore negativo che ho riscontrato soprattutto in questi viaggi abbastanza lunghi, che anche voi mi avete richiesto, soprattutto perché possono essere più divertenti, me lo farete sapere magari a fine gameplay se vi è piaciuto abbastanza. Attenzione che adesso c'è una parte un pochino più intrigante, vediamo una bella rotonda, mi devo concentrare ad affrontare le rotonde che davvero sono molto impegnative. Riprenderemo il discorso più avanti. Oddio, attenzione, è che trasportare tutto questo peso, vedete un po', addirittura riesco a fermarmi. Ok, per il porto sempre dritto, glielo potevano mettere una scritta Harbor, qualcosa del genere. Intanto cosa ci sono qui? Camere, probabilmente saranno gli autovelox per il controllo della velocità, e noi ovviamente andiamo a 50 km/h quando il limite è 30. Ma sì, sfidiamo la sorte e... sono proprio precisissimi questi inglesi, 550 dollari di euro di multa, mamma mia, per aver oltrepassato di 20 km/h la velocità, dannazione. Attenzione, una bella rotonda, speriamo di non beccarci un ciclista davanti che lo mettiamo sotto, facciamo un bel minestrone di ossa. Attenzione, oddio, a quest'ora della notte però non c'è nessuno, ci credo, l'1:35. Una cosa che vi dicevo negativa che ho riscontrato è stato il rapporto tempo-spazio con il gioco stesso. Vedete un po', abbiamo 39 ore e 50 disponibili, anche se è una consegna urgente, ovvero una delle consegne più difficili nel gioco, e avendo 21 ore stimate abbiamo un vantaggio davvero notevole, e quindi non c'è una sorta di competizione con il tempo che ci può garantire un divertimento maggiore, quindi questo potrebbe essere un aspetto negativo. Fatemi sapere se la pensate nella maniera uguale a me. È stato uno dei fattori che ho notato soprattutto affrontando questi viaggi un pochino più lunghi.
lunghi. Allora, questo deve essere il porto, giusto? Vediamo un po', entriamo sparati noi in pratica, vediamo un po' quale deve essere la zona di imbarco. Perfetto, la nave deve essere qui alla nostra sinistra, eccola qui. Olè, perfetto. Per visualizzare le possibili destinazioni, premi, perfetto. Allora, vediamo un po'. Benissimo, a quanto pare possiamo partire da Tain, non era il porto che intendevo appunto prima, per Jijimuden, sembra una città uscita direttamente da Star Wars. Mamma mia, 16 ore e 30 di viaggio con un prezzo di 1212 euro. Bene, credo ragazzi che nel momento in cui effettueranno qualche aggiornamento all'interno di Euro Truck Simulator 2 ci saranno notevoli, come dire, opzioni. Vedete che ci sono altri spazi liberi per altri ambienti in Europa, magari per altri porti che ancora devono essere aggiunti. Potrebbe essere così, ma noi siamo diretti quest'oggi in Belgio, quindi dirigiamoci alla cittadina di Star Wars. Guardate che figa la nostra nave da crociera, mamma mia, viaggiare di notte deve essere molto ma molto figo. Peccato che non hanno aggiunto le animazioni del viaggio in nave, sarebbe stato molto ma molto più intrigante. Arriveremo forse di giorno e infatti eccoci qua, benvenuti in questa area europea, finalmente ad Amsterdam. Siamo in Olanda se non sbaglio, perfetto, vediamo un po'. Allora, vicino a Rotterdam siamo a circa 300 km da Liège, abbiamo innumerevoli tratti di riposo, innumerevoli soste, ma anche vediamo un po' altri tratti per la manutenzione del nostro veicolo. Vediamo un po', dobbiamo affrontare l'area, vediamo un po' l'autostrada A50 per dirigerci alla nostra postazione. Ok, vediamo un po', partiamo immediatamente, possiamo spegnere addirittura le nostre luci di posizione, sono le 18:13, quindi siamo in pieno pomeriggio, abbiamo viaggiato tutta la notte. Allora, dov'è l'uscita dal nostro porto? È probabilmente dall'altra parte, qua ci sono addirittura le persone, non ero riuscito mai a vederle in Euro Truck Simulator 2, guardate un po' i passanti. Ok, si deve uscire forse da questa parte, vediamo un po', perché non hanno messo un cartello con scritto uscita, dannazione. Vediamo un po', questa deve essere la nave da trasporto che abbiamo utilizzato. Molto bene, si deve pagare il pedaggio, qui vediamo, fatemi passare amici miei, abbiamo pagato 1200 euro per un viaggetto, quindi ho tutta il dovere di passare. Vediamo se c'è qualcuno, amico mio, presto 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 partiamo, questo ci investe, dannazione, via 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 via, ottimo. Non so se l'avete notato ragazzi, ma quando eravamo in Inghilterra sono riuscito a notare autovetture proprio specifiche di quella zona, mentre in Germania mi ritrovavo Volkswagen a tutta forza. In Inghilterra il piacere della Land Rover, della Range Rover è stato davvero molto ma molto fantastico. Credo che il prossimo gameplay di Euro Truck Simulator 2 lo farò in assenza del navigatore. Era un'idea che mi era venuta nei gameplay, nei viaggi precedenti, prima di avere appunto questo bel camioncino, di effettuare proprio un viaggio senza il navigatore, ovviamente sapere la destinazione e la partenza e tramite un po' le mie conoscenze vedere un po' se arrivassi a destinazione oppure mi perderei per l'Europa. Fatemi sapere cosa ne pensate anche di questa idea. Attenzione però, vediamo se riusciamo a sopravvivere. Non è che a questo ragazzone davanti a noi gli saltano tutti questi tronchi e ci arrivano e ci spaccano il vetro che ho pagato fior di dindini. Diretti ad Amsterdam, 291 km dalla nostra destinazione. Ho un brutto presentimento con sti tronchi davanti a me. Oddio amico mio, attento a non fare una brutta frenata che non voglio buttare tutti i miei soldi. Ok, presto partiamo, non voglio perdere il nostro amico, voglio rincorrerlo, presto, dobbiamo passarlo, non possiamo farci disonorare così. Avanti a tutta manetta, nona marcia, guardate un po' che ripresa che ha questo camion, proprio fenomenale. Avanti, avanti che lo seguiamo, ecco che lo segue, 10ª marcia, marcia da lungo, vediamo se riusciamo a prenderlo, si segue, si odora i suoi gas di scarico, vediamo se riusciamo a passarlo. Finalmente in Europa possiamo tenere la destra, mi ero un pochino inasprito. Andiamo, ecco il passaggio all'esterno in questa ultima curva S, vediamo un po' all'entrata del cartello di Amsterdam, a 4 ore del nostro arrivo, riusciamo a fare un ottimo passaggio su quel dannato che ce lo portavamo dalla Scozia qui in Europa. Vediamo un po' che possiamo fare. C'è un ottimo tornante a sinistra, vediamo se riusciamo ad affrontarlo in maniera adeguata. Attenzione, sti pazzi ubriaconi maledetti, maledetto, e la colpa ovviamente la danno a me, non è quello lì, si è scolato 3 bottiglie di vodka e si è lanciato nella strada. Maledizione, abbiamo danneggiato un attimino il camion. Abbiamo, vediamo un po', 2% di danno, il camion sudato con appunto il sudore della fronte, danneggiato così. Oddio, 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 maledizione. Perché si fermano così all'improvviso? Ho capito che bisogna dare la precedenza, però dovete dare un po' di pace anche a me qui intorno. C'è qualcuno qui vicino che possiamo partire, perfetto. Questa frenata, come vi dicevo nel video precedente, è stata
maledizione, addirittura ho distrutto il cartello. Creeremo un incidente. Adesso appena arriveremo la sera in Belgio sentiremo incidente all'interno dell'ambiente europeo, distrutte miliardi di auto, sospetto pelatone. Allora, vediamo un po', 268 km, non siamo neanche tanto lontani dalla nostra destinazione. Alla fine tutti quei chilometri erano per mare che la nostra fantastica motovedetta ci ha fatto fare. Allora, vediamo un po'. Vediamo se troviamo intanto un bel cartello per capire un po' dove dobbiamo dirigerci. Ancora qui non c'è nulla, dobbiamo continuare, come dice il nostro GPS, verso la A10. Perfetto, seguiamo la segnaletica orizzontale. Olè. Vediamo di far muovere anche un attimino il nostro motore. Dannazione, ci sono dei lavori in corso e probabilmente per questo hanno diminuito la velocità. Mannaggia, neanche il tempo di fermarmi. Mannaggia, vediamo di passare. Adesso basta, superiamo questo dannato. Dobbiamo procedere nella nostra corsia a sinistra. Ok, 4 ore all'arrivo. Vediamo un po' nella nostra prospettiva un pochino aerea quello che accade. Ok, ci sono... Forse ancora non siamo entrati all'interno dell'autostrada, stiamo uscendo per adesso da Amsterdam, siamo appunto nelle vicinanze del centro cittadino. Perfetto, da ora in poi immediatamente arriveremo a destinazione seguendo questa strada in maniera dritta. Molto bene. Per quanto riguarda, ragazzi, i prossimi progetti che ho intenzione di effettuare all'interno della primavera di quest'anno, usciranno numerevoli titoli che ho intenzione di acquistare. Uno di questi è appunto SimCity 5, ovvero il nuovo capitolo di SimCity, un gioco strategico gestionale al quale ho dedicato anche una sorta di recensione diversi mesi fa, e adesso ci avviciniamo molto alla data di uscita. Avevo letto anche qualche commento, soprattutto anche nella sezione commenti, di qualcuno che chiedeva appunto se avessi fatto video di SimCity, e comunque sì, sarà uno dei giochi principali, visto che è uno dei generi che più adoro, quindi verso marzo, ovvero all'inizio di marzo, vedremo un po' come gli sviluppatori hanno concepito questo nuovo genere di game, visto anche da numerevoli video che è stato migliorato in maniera molto particolare e minuziosa rispetto al capitolo precedente, ovvero a SimCity 4. Attenzione, intanto ci passa una bella Volvo accanto a noi con ambito di sfida. Adesso metto l'11ª marcia, la devo riprendere, forza che ce la facciamo. Avanti, facciamo scaldare i nostri 12 cilindri, forza che ce la facciamo sulla strada verso Bremen, ovvero questi posti un pochino strambi. Dobbiamo, ecco, Liege, strada alla destra, non so se riesco a passare o faccio un bel incidente con questa macchinina dietro di noi. Avanti, maledetto, ci hai superato prima, adesso in completa velocità, 95 km/h, un camion che scende dalla rampa con questo enorme carico di dietro. Ancora non sono riuscito neanche ad osservarlo dall'esterno, e adesso avrò modo di farvi vedere un po' la consistenza del nostro semirimorchio, lasciandovi sulle note di questa fantastica canzone. State a vedere, ragazzi. I'm American made, but a large Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born La visione dei nostri pianali ribassati è stata molto ma molto figa, ha risvegliato un po' il tema Formula 1, è proprio quello che ci vuole. Ancora il maledetto con la Volvo, questo qua lo scanno, ce l'abbiamo qui, un fucile a canne mozze, una mazza da baseball, qualcosa, dannazione, lo uccido a questo dannato. Possibile mai che riesci sempre a superarmi? Ma guarda, nel portaoggetti c'è una pistola 44 Magnum, qualcosa, c'è solo il sacchetto per il vomito là sotto, dannazione, non c'è altro. Cioè, dopo tutti gli accessori che ho comprato a questo camion, un fucile a canne mozze e un bazooka, non me lo potevo prendere per far saltare in aria questo spruffone. Vieni qua, amico mio, adesso mezzi rurali, gli sputo proprio dal finestrino. Arrivo, vieni qua, vieni. Dannato, vabbè, ti lascio stare solo perché sono più veloce. Basta, meglio essere concentrati sulla strada, ragazzi, e non esaltarci, perché altrimenti qua finisce con un gioco di fuoco. Finiamo per pagare una penale veramente di 15.000 euro e rimaniamo a secco. 565 litri, ragazzi, nel nostro serbatoio principale, come potete ben vedere. Abbiamo consumato davvero un quantitativo di carburante enorme, stiamo inquinando l'ambiente davvero in maniera consistente. Attenzione un attimino, anche Fra ci fa i dispetti, ci vuole fare finire dall'altra parte della strada. Tanto qua c'è un bel furgoncino di rapinatori, ci sarà Lupin, Gigan e compagnia bella là dentro che si stanno godendo il bottino, probabilmente avranno fregato di tutto in Inghilterra, adesso sono qua che si stanno godendo il paesaggio. Là c'è una piccola area di ristoro di camioncini, come potete vedere. Trado sarà un'azienda francese o qualcosa del genere. Mamma mia, guardate, però il nostro camion sembra trionfante su tutte le altre autovetture, cioè passiamo a una velocità proprio impressionante, 90 km/h all'interno
della corsia di sorpasso, anche questo rivale con questo Dow accanto a noi, niente, siamo completamente inacciuffabili. Il video di Formula 1 2012, ragazzi, aderente alla prossima gara di Ungheria, dove si prospettano ottimi risultati per la Williams. E per quanto riguarda la decisione Sauber, ci ho pensato davvero molto, ho visto anche le vostre i vostri consigli, i vostri pareri, i vostri modi di giudicare la situazione, ovvero di giudicare questa nuova scuderia, ovvero la Sauber, e nonostante ho letto tutte le vostre tutti i vostri consigli, ho deciso di rimanere alla Williams, proprio perché intendo concentrarmi magari su un team molto più competitivo, e anche per la mia prestazione che sono riuscito a guadagnare, a concepire alla Williams, ovvero siamo quasi a prima guida, mentre alla Sauber dovrei effettuare una sorta di lavoro, dovrei ricominciare da capo, riguadagnarmi la stima del presidente e di tutto il resto. Sono riuscito con la Williams a crescere, a imparare come si guida, le tecniche di combattimento sull'asfalto, e davvero l'esperienza formativa della mia vita si evolverà verso qualcosa di più grande, come per esempio autovetture che puntano al mondiale in maniera molto più consistente e semplice, come per esempio la Red Bull, la Mercedes, ma anche la Petronas, ma anche un viaggetto alla Ferrari non mi farebbe male, cioè una cosa del genere potrebbe essere molto più importante. Però andare all'interno di un'altra scuderia di pari, anzi uguagliata alla stessa dove mi ritrovo, con un valore, una reputazione inferiore, non sarebbe una mossa saggia. Comunque ci ho pensato davvero tanto e mi hanno fatto davvero molto piacere le vostre opinioni. Mi raccomando, nel momento in cui arriverà un'altra offerta cercherò di valutare le vostre esperienze, anche perché qualcuno avrà provato sicuramente la Sauber, forse, anzi sicuramente sarà più veloce della Williams, però forse perché è spinta da un motore Ferrari, però ovviamente anche la Williams, con il valore affettivo che ha, non intendo lasciarla. E vediamo un po' di lasciare per adesso questo contesto olandese per entrare immediatamente in Belgio. Ci troviamo in un'area di servizio a 98 km dalla nostra cittadina di Liège, dove la notte inizia ad incalzare su questo tempo abbastanza nuvoloso. Vedete un po' all'orizzonte le nuvole come appaiono, vediamo un po' che siamo arrivati in ambiente europeo. In Inghilterra sempre nuvole e pioggia sono riuscito a ritrovare, non so perché in questa ultima fase del video, anzi nella prima fase del video, non c'è stato appunto un filo di pioggia. Ancora quello lì con la Volvo, c'è passato un'altra volta davanti, dannazione, questa volta proprio lo investo, lo schiaccio, mettiamo avanti la 12ª marcia, presto, avanti tutta manetta. All'edizione ce l'abbiamo qui un radiofonino per chiamare l'altro membro dell'autobus, del camion davanti a noi, per investirlo. Amico mio, dobbiamo prenderlo quel dannato con la Volvo, sempre che ci... maledetto, non so come prenderlo, ragazzi. Adesso appena arrivo a destinazione lì in Belgio provvederò a riempirlo di botte al nostro amico appena scendo, se lo trovo al bar locale, perché ovviamente appena finiamo questo viaggio ci scoleremo un'ottima birra al bar locale. Allora, per Liège dobbiamo girare a destra, probabilmente intraprendere la strada cittadina, ovvero la statale, che ci condurrà immediatamente nel cuore della città, che dista più o meno 1 ora e 6 dalla nostra posizione. Vediamo un attimino la temperatura del motore, 17 gradi centigradi, o forse 94 gradi centigradi, forse quello sarà la temperatura dell'olio. Cruscotto abbastanza equipaggiato, ma mi aspettavo qualcosa di più, magari... non so, vediamo un po'. Qua abbiamo disponibile la sezione del cruise control, vedete un po', addirittura l'orario, 12ª marcia, oddio, qua ci ammazziamo. Vi ricordo che abbiamo un carico abbastanza pesante, soprattutto eccezionale, e vedere un camion a questa velocità è davvero impressionante. Diamo un'occhiata nello specchio di dietro, c'è qualcuno? No, bene, molto bene. La Volvo, davanti a noi, prendiamolo! Dannazione, proprio un dannato. Vediamo, ecco lì la nostra cittadina nel GPS dell'autoveicolo, del camioncino, vedo già la bandierina rossa, quindi siamo molto vicini alla nostra posizione. Questi 15.000 euro li spenderò probabilmente in accessori per il nostro camioncino. Vedete un po' questa sorta, vedete un attimino lo stereo qui in alto, sotto c'è una sorta di barra grigiastra, l'ho acquistata al prezzo di 5.000 euro, non so appunto a cosa serva, però può essere abbastanza figa da vedere, ma anche e soprattutto tutti questi specchietti nei lati migliorati nel loro piccolo particolare, guardate un po' nel loro minuziosissimo particolare. È un camion davvero molto figo, molto soddisfatto, appunto sono riuscito ad amare questo camion con appunto con i viaggi che sono riuscito a fare. Allora vediamo un po' se siamo riusciti ad intraprendere la A3, eccoci qua, ok, 24 km dal nostro centro abitato. Speriamo di non effettuare stupidate, soprattutto nel momento in cui arriveremo, perché sempre in città effettuo sempre qualche incidente, visto che la velocità deve essere limitata a 30 km orari. Allora,
Liège, zona industriale di Liège, quindi siamo in una zona dove sono necessari questi pianali ribassati, anche se non so precisamente a cosa servono. Intanto qui c'è anche un bel fiumiciattolo, quello deve essere una specie di catamarano là in acqua, molto bene. Abbiamo fatto guadagnare altri 1000 km al nostro bel camioncione, adesso siamo a 3405 km, ancora è molto ma molto nuovo il nostro camion, quindi possiamo dire il rodaggio completato, 3000 km bastano per lasciar perdere i simboli di fabbrica al nostro motore. Calma, mamma mia, che velocità. Calma, freniamo, Dio, frena, non voglio prendere 600 euro di multa. Meno male che le balestre di questo camion, come qualcuno mi ha consigliato, freni a rombo, sono molto competitivi. Vediamo se inizia, se scatta il rosso, il verde, vediamo un po', eccolo il verde, seconda marcia, si parte, attenzione a non schiacciare qualcuno, che siamo davvero in cima al mondo qua su, via, partiamo, oddio, dannazione, via, lasciamo, non mi investite, anche Fraps ci si mette a farci pagare qualche somma di denaro in più per il nostro camioncione. Cosa c'è qui alla nostra sinistra? Vediamo un'azienda. Ecco perché zona industriale. Guardate un po' delle granci miniere che sono disponibili. Davvero molto inquinata questa città. Vediamo un po'. Perfetto, allora il nostro obiettivo deve essere qui a 1 chilometro, 1 minuto dalla nostra posizione, 1 minuto approssimativamente parlando. Eccolo qua. Vediamo adesso di parcheggiare, ragazzi, in maniera soddisfacente, almeno spero di essere competitivo nel parcheggio, anche se con questo gran semirimorchio non penso. Comunque proviamoci lo stesso, andiamo, là ci sono aerei che partono per la parte sud dell'Europa, benissimo. Oh, eccoci arrivati dopo 900 km di viaggio abbastanza divertenti, ovvero lotta con autovetture in autostrada molto fighe. Allora, sesta marcia, dannazione, la retromarcia, eccola qui, la solita regola, gira a destra per andare a sinistra, gira a destra per andare a sinistra, è impossibile ragazzi, manovre di parcheggio non fanno per me, no. Mi blocco troppo, ragazzi, non riesco. Se lo sposterà qualcuno di più abile, magari chiameranno una ruspa per prenderlo, oppure non so, metteranno un po' di dinamite e lo faranno saltare in aria. Ok, arrivati, ottimo lavoro, eccellente, 212 litri consumati, 22 ore di viaggio che ci hanno ricompensato con un compenso di 16.505 euro con 744 punti esperienza. Spero, ragazzi, che questo video su Euro Truck Simulator 2 vi sia piaciuto. Fatemi sapere, ragazzi, che cosa ne pensate tramite un voto o un commento, per sapere quindi il vostro parere. Ciao a tutti, ragazzi!